Il campionato italiano di pasticceria arriva a Vittorio Veneto. L'Istituto Alberghiero Beltrame ospiterà infatti la sesta edizione in programma dal 9 all'11 aprile, dopo aver conquistato lo scorso anno la vittoria nella quinta edizione con la torta preziosa di Maya Chester e di Aurora Rossetto in base di nocciole. Inizialmente ero impaurita, come è giusto che sia, per le tante preparazioni da fare, essere impaurita anche dai tempi in cui eravamo messe dentro, però alla fine siamo riuscite, io e la mia compagna Aurora, a trovare una sintonia tale da abbattere tutte queste problematiche e lavorare in tranquillità, serene e a essere tranquilli a presentare la torta che poi ci ha permesso di vincere. Parallelamente a questa edizione del campionato è stato inaugurato anche il primo festival di pasticceria dolce e salata sulle colline del Prosecco. Parteciperanno anche molte pasticcerie della provincia di Treviso e di Venezia, quindi diciamo che è un'abbinata tra l'accoglienza di tanti studenti e anche docenti che arriveranno al nostro territorio, circa 150 persone che avranno anche modo di vedere le bellezze del nostro territorio, ma insieme appunto ci sarà questo festival che mette assieme anche tutte le eccellenze territoriali. Il festival e lo stesso campionato di pasticceria mettono al centro la valorizzazione dei prodotti artigianali locali, sia nelle regole della gara che nelle valutazioni dei giudici. C'era l'obbligo di usare il miele del territorio veneto e quindi in tutti i dolci sarà presente proprio questo elemento e logicamente i ragazzi l'avranno usato in maniera molto variegata e noi analizzeremo ognuno di loro come lo avrà usato. E il campionato rappresenta per i giovani un'occasione di mettersi in gioco anche in campo lavorativo. È un campionato che vedrà sfidarsi 60 studenti che sono già i vincitori di una selezione regionale, quindi sono già delle eccellenze, si sfideranno a coppie. Il tema del concorso è la realizzazione di una monoporzione moderna. In 3 ore di attività laboratoriali dovranno realizzare 7 monoporzioni e dovranno aver progettato anche un packaging sostenibile e con evidenze di possibilità di commercializzazione e introduzione nel mercato. Per noi le scuole sono un punto di riferimento perché è in loro che possiamo trovare un cambio generazionale all'interno dei nostri laboratori.